Ciao a tutti, oggi parliamo di Vinted. Allora, mi hanno fatto delle domande su Instagram perché da poco, da qualche mese, da un mese, meno di un mese, anch'io sono sbarcata su Vinted. Dopodiché che la gente ha cominciato a vedere che io lo sto un po' utilizzando perché sono sia acquirente che venditrice, si sono posti dei dubbi, delle domande a cui devo rispondere. Allora, iniziamo con la domanda che mi faccio io, ovvero che cos'è Vinted? Vinted è un'applicazione che sostanzialmente è nata in Lituania. Vinted ha incominciato ad avere successo negli Stati Uniti ancora nel 2008, disponibile in oltre 20 paesi. È entrata in Italia da poco, quindi sta avendo molto successo anche per la pubblicità che fanno vedere in TV, sui social, eccetera. Ehm, è una sorta di mercatino dell'usato virtuale, come ad esempio i mercatini che ci sono nelle varie città, nei vari paesi. Questo è veramente un mercatino dell'usato virtuale. Su Vinted si possono vendere abbigliamento, ma non solo, si possono vendere beauty, libri, tutto ciò che voi avete in casa, anche cose vecchie, nel senso cose antiche, abbigliamento per bambini, da uomo, donna, accessori per la casa, gioielli e quant'altro. Il prezzo viene suggerito da Vinted quando inserite l'articolo, ma siete liberissimi di mettere il prezzo che volete. Ovviamente poi è sempre meglio mantenere un prezzo non tanto esagerato, poi dipende anche dalla marca, se quella determinata cosa è stata usata o meno, dipende da vari fattori. Dopodiché, dopo aver inserito e fatto delle belle foto, bisogna mettere il titolo, la taglia, la descrizione molto importante e un'altra cosa per attirare più gente, io vi consiglio anche di mettere degli hashtag o come sui social, d'altronde, per far sì che quel determinato prodotto venga trovato. Dopodiché dovete inserire se avete la marca, lo stato e come ultimo step dovete inserire il pacco, cioè se si tratta ad esempio di una maglia dovete mettere pacco piccolo, medio o grande. Medio grande io vi consiglierei di più se si tratta di cose veramente grandi, compranti, altrimenti se si tratta di libri, cose diciamo normali, grandezza normale, è sempre mettere l'opzione piccola. Le spese di spedizioni non sono a carico vostro, sono a carico di chi acquista e partono da 99 centesimi fino ad arrivare a circa 4,90 euro, non di più. Non saprei se in Francia c'è una convenzione, sicuramente sì, non ne sono sicura al 100%, però molti acquirenti sono francesi, quindi non vi spaventate perché molti acquirenti sono francesi. Un'altra cosa da sapere, un altro accorgimento da fare è che quando vi lasciano il famoso cuoricino, o di scrivere in modo determinato alla persona, di dire magari se ha bisogno, di chiedere se magari ha bisogno di ulteriori foto,
Oppure un altro meccanismo importante sarebbe quello di proporgli una sorta di offerta, come dire, te lo do a 10 euro, questa penna te la do a 10 euro invece di 15, facciamo un esempio, se la vuoi l'acquisti, altrimenti l'offerta decade. Un'altra domanda riguarda i pagamenti. I pagamenti si possono fare sia tramite carta di credito, come qualsiasi tipo di sito d'altronde, oppure se avete il profilo e siete venditori e quindi avete accumulato un certo budget, potete utilizzare benissimo il saldo di Vinted, perché Vinted è come un portafoglio. Tutto ciò che voi vendete va ad accumularsi su questo portafoglio, dopodiché mi allaccio all'altra domanda su come viene fatto, su come è possibile prendere i soldi. Mi allaccio all'altra domanda dove è possibile sì prendere i soldi una volta che è stato confermato il saldo, una volta che la persona ha ricevuto ciò che voi avete venduto, si può benissimo prendere, non c'è nessun problema, si può benissimo prendere ciò che avete guadagnato e trasferirlo o sul bonifico, se si tratta di qualsiasi tipo di conto bancario, postale, oppure se non avete, come nel mio caso, un conto corrente, si può fare benissimo con la PostaPay Revolution, che sarebbe la PostaPay, quella là con l'IBAN. Ehm, e il pagamento viene così trasferito direttamente sulla vostra carta o conto e vi arriva il tutto in 5 giorni lavorativi. Come tempistica, invece, i pacchi, se si tratta di pacchi che provengono dall'Italia, 3-5 giorni mi arriva. Se si tratta invece dei pacchi che riguardano la Francia o altre zone, ci mette un pochino di più. Come funziona la spedizione? Come vi ho detto prima, la spedizione non è a carico vostro, quindi è a carico di chi compra e la spedizione voi prendete ciò che avete venduto, lo imballate in modo perfetto, in modo che non venga aperto, perché dopo vi racconterò un aneddoto. Ciò che non venga aperto, chiuso bene con tanto scotch, stampate l'etichetta che vi arriva sull'email e lo portate in un centro UPS. I centri UPS sono tutti segnalati sull'applicazione, voi inserite il paese di dove siete e vi dice quale negozio è affiliato, tipo nel mio caso è un negozio di computer, come può essere un tabacchino, come può essere qualsiasi tipo di cosa. Un altro tipo di domanda, un altro tipo di domanda è che per quanto riguarda sempre per quanto riguarda la spedizione, questo non per chi vende ma per chi acquista, Vinted prende, oltre ai 99 centesimi famosi, prende anche la protezione, che sarebbero 70 centesimi più un ulteriore 5%. Poi un'altra cosa molto importante è quella di vedere il numero delle stelline del profilo, che o che si tratti di un acquirente o che si tratti che magari voi dovete acquistare da questa persona. È molto importante vedere quante stelline ha quella determinata persona, se ha recensioni positive. È molto importante questo per far sì che poi succedano comunque, per evitare truffe. Ora vi racconto quello che mi è successo a me. Mi è successo praticamente che
la persona in questo caso non ha colpe perché poi alla fine è andata a finire, non si è proprio capito quello che è successo, però la persona come io non abbiamo colpe, ovvero l'acquirente e io che sono venditrice non abbiamo colpe. Praticamente io ho venduto una maglia, l'ho spedita in Francia in una classica busta di quelle là gialle con l'adesivo normale, l'ho scoccettata per bene, fatta tutta perfettamente, eccetera, eccetera. Al che la signora mi scrive dicendo, restando un po' scioccata, dicendomi che non aveva ricevuto la maglietta, ma aveva ricevuto una cartuccia per stampante. Io che vi devo dire, in quel momento mi sono sentita malissimo, mi sono sentita come quella sbagliata, ti senti come se ti stanno truffando alla fine, no? E dopo ho contattato il servizio clienti, un'altra nota negativa di questa applicazione è che non vi potete affidare al servizio clienti per quanto riguarda questi problemi qui. Quindi dovete stare molto attenti per evitare queste truffe. E mi sono rivolta a questo servizio clienti e il servizio clienti mi ha aperto una sorta di pratica perché dovevano fare delle indagini che poi sicuramente non avranno fatto, dove c'era la signora che scriveva da una parte ciò che era successo e io che scrivevo dall'altra. E tra l'altro questa cartuccia è una cartuccia che qui in Italia non si, è una marca che non si trova. E quindi poi è andato a finire che io ci ho rimesso, in sostanza che ci ho rimesso, meno male che erano 5 euro perché diciamo io vendo cose, sì, ho qualche pezzo più altino a livello di costo, però molto abbigliamento a 5 euro, 10 euro, proprio perché non sono grandi marchi, sono marchi economici e quindi sono tutti tenuti perfettamente le cose, non metterei mai le cose, cose rotte o cose, sono tutte cose che io ho usato una al massimo due volte. È andato a finire che io ci ho rimesso, in questo caso, come tante altre persone che sono state truffate. Addirittura una ragazza mi raccontava che il tizio si lamentava di un gioiello che lei aveva venduto a tal punto che poi voleva fare il reso e nel pacchettino di reso si è trovato un euro invece del gioiello. In quel caso aveva capito di essere stata truffata perché lei comunque il rimborso gliel'aveva dato e questo qui invece di rispedirgli indietro il gioiello, non mi ricordo, una cosa di Swarovski, gli ha rispedito indietro un euro, così come tante altre truffe, come gente che acquista, poi fa i resi, invece di rispedire si rivende ciò che ha racimolato. Bisogna stare molto attenti perché siamo in un periodo critico dove la gente anche per pochi soldi fa queste cose, non è bello. Comunque vi aspetto sul mio profilo che è Danielita 1992 e lì troverete tutte le cose in vendita che ho attualmente e sono anche tante perché è un po' un periodo che non sto riuscendo a vendere. Sarà perché siamo comunque tra l'inverno e manca un mese per la primavera. Non so perché, ma sono andata molto, molto bene finora, e- ma in questo periodo proprio zero, zero assoluto. Spero che questo video vi sia stato utile. Vi ho raccontato un po' la mia esperienza di questa applicazione. E spero che possa essere stato utile alle persone che mi hanno chiesto
queste domande, poi ne ho aggiunto anche io qualcuna nel frattempo, eccetera, eccetera. Io vi mando un grosso bacione e noi ci vediamo in un prossimo video. Sostenetemi sempre con un pollice in su, iscrivetevi e alla prossima. Ciao!